Attore. Buongiorno e ben ritrovati, buon mercoledì 29 novembre, prima edizione. In primo piano come sempre la cronaca, abbiamo tanti aggiornamenti partendo da Verona, dalla provincia di Verona, da Sanguinetto per l'esattezza, dove un giovane automobilista ha perso la vita all'alba di oggi in un incidente stradale che lo ha coinvolto. L'auto che il ragazzo guidava è finita contro un trattore. L'impatto è stato violentissimo per il giovane guidatore, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM. E la cronaca ci porta poi nella Marca Trevigiana, a Montebelluna per l'esattezza, perché ci sono degli aggiornamenti, delle novità sul fronte delle indagini scattate dopo la rissa che vi abbiamo raccontato ieri nei nostri telegiornali, una rissa a colpi di catene nei pressi della stazione. Insomma, sono intervenuti i carabinieri e ci sono appunto delle novità per quanto riguarda le indagini. Ce le racconta il nostro Lucio Zanato insieme ad Alberto Pivetta. Buongiorno Lucio. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, allora le novità sono che praticamente i due aggressori sono stati arrestati, sono un 28enne e un 29enne di origini nigeriane che ieri si sono accaniti contro un 38enne marocchino finito all'ospedale, si sono accaniti addirittura a colpi di catene. Però quello che volevo farvi vedere è proprio la stazione di Montebelluna. Noi oggi abbiamo sentito diverse persone ed è il luogo dove c'è stata di fatto l'aggressione. C'è chi dice che sia partita di fronte alla bar lì sulla sinistra che Alberto vi sta facendo vedere, per poi proseguire in questa zona dove probabilmente il 38enne ha cercato di fuggire. Perché veniamo qui? Perché con Alberto vi facciamo vedere dei segnali, come si potrebbe dire, di come questo sia un luogo di spaccio oltre che così di eccessi alcolici. Intanto notate la carta stagnola tipica di quando ci si passa del fumo, per non dire di peggio, e poi naturalmente la bottiglia di birra, perché probabilmente qui qualche eccesso alcolico si fa più che spesso, ecco, mettiamola così. Abbiamo incontrato diversa gente che già di prima mattina girava con del gin in tasca, e quindi c'è un problema di sicurezza in questo territorio. Vi faccio venire fin qua perché poi pare che la fuga del 38enne sia passata da queste parti per poi cercare di scappare giù verso l'uscita pedonale dell'area invece dell'autostazione delle Corriere, e qui sostanzialmente poi sarebbe stato trovato del SUEM che poi l'ha caricato e portato all'ospedale. Non versa in gravi condizioni. Cosa c'è da dire? Che questa appunto è l'ennesimo episodio di una situazione abbastanza preoccupante. C'è chi dice è tipica delle stazioni, c'è chi dice invece che qui occorrerebbe maggiore controllo, maggiore presenza di forza dell'ordine. Qualcuno abbiamo intervistato, faremo sentire questa sera, parla addirittura del bisogno di avere una presenza costante, una stazione piccola magari di polizia o comunque di carabinieri, insomma maggiore sicurezza. Quello che il sindaco Bordin ha già annunciato è un aumento delle telecamere di videosorveglianza, che peraltro ci sono già, anche se bisogna dire sono molto ben nascoste, perché qui gli atti di vandalismo come dire, non si sprecano. Detto questo, noi lanciamo l'intervista a una delle persone che abbiamo incontrato oggi, dopodiché se non ci sono domande ti restituisco la linea. Capita spesso qui le risse? Mi pare ogni giorno, cioè, tra diciamo frequentatori più o meno leciti di questa zona, ecco. Adesso non so nello specifico cosa sia successo, però praticamente ogni sera ci sono le forze dell'ordine qui che intervengono. Stranieri? Mi sembra di sì. Cioè io chiaramente non posso essere sicuro, ma diciamo che dall'aspetto non sembrano proprio residenti qui nella zona. Ma cos'è? Problemi di alcol oppure di spaccio? Credo tutti e due, e magari anche qualcos'altro che non conosco, ecco. Ma secondo lei cosa si può fare di più qua? Di più? Per la sicurezza? Qua di più penso, ma forse una stazione qui, ma già sono molto presenti le forze dell'ordine qui. Bisogna
bisognerebbe proprio fare in modo che questi non frequentino queste zone, ma come si fa? Cioè. E questo dunque l'aggiornamento per quanto riguarda questa violenta rissa nei pressi della stazione di Montebelluna. Tra poco torneremo con Lucio a Montebelluna per un altro fatto di cronaca, ma proseguiamo con le notizie e con l'ennesima tragedia, una tragedia che è accaduta ad Arzignano in provincia di Vicenza. Un 59enne è morto colpito da una grossa pianta mentre stava disboscando la sua proprietà. Non c'è, e allora andiamo a Padova dalla nostra Valentina Visentin, perché in prefettura è in corso in questi minuti un vertice per pianificare tutti i dettagli sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico in vista dei funerali di Giulia Cecchettin, vertice che arriva proprio nel giorno in cui Filippo Turetta in carcere dovrebbe incontrare i suoi genitori. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno dalla prefettura di Padova. Vi possiamo confermare che pochi minuti fa il vertice si è concluso, il vertice a cui ha partecipato ovviamente il prefetto e tutte le forze dell'ordine cittadine. Si tratta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, un incontro che viene programmato settimanalmente, ma oggi aveva proprio al centro della discussione le misure di sicurezza da mettere in campo per i funerali di Giulia Cecchettin, la cui data ancora non è certa, lo ricordiamo, perché sono molte le ipotesi che si stanno susseguendo in questi giorni, ma finché non verrà svolta l'autopsia prevista per venerdì all'Istituto di Medicina Legale, la data non verrà comunicata, anche se dopo questo vertice in realtà potrebbe essere definita. Comunque le istituzioni padovane non si vogliono far trovare impreparate, perché l'evento potrebbe richiamare in città più di 10.000 persone e ovviamente anche le istituzioni, perché non è escluso che da Roma qualcuno possa voler partecipare alle esequie di Giulia Cecchettin. Si parlava della data di sabato 2 dicembre, una data però molto risicata, lo ha detto anche il legale della famiglia Cecchettin, proprio per i tempi stretti dall'autopsia prevista per venerdì a sabato. La data di sabato poi comporterebbe anche alcune misure straordinarie, come la chiusura del mercato di Prato della Valle, su cui si affaccia la Basilica di Santa Giustina, e l'interruzione di tutti gli eventi natalizi in programma per quella giornata, ma questa è un'ipotesi che ancora non è stata completamente esclusa, anche se molto improbabile. E poi si parla anche del 4 di dicembre, lunedì 4 dicembre. In quel caso si deve predisporre un piano per regolare il traffico cittadino e anche il servizio di tram che passa per Prato della Valle. Dunque un vertice che ha dovuto toccare tanti punti, quello in prefettura, di cui vi daremo senz'altro ulteriori informazioni nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto, come ben dicevi Francesca, oggi nel carcere di Montorio dovrebbe esserci l'incontro di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, con i genitori. Oggi non è una giornata di colloqui nel carcere veronese, ma dopo il via libera di ieri del pubblico ministero e del GIP che hanno interrogato il giovane, è stato dato il via libera per appunto un incontro. I genitori non vedono Filippo Turetta dal quel maledetto 11 di novembre, quando è uscito di casa per andare all'appuntamento con Giulia, e poi il giorno in cui l'ha uccisa. Per Filippo Turetta, che è in carcere, sarà difficile in questa fase di procedimento, ancora di indagini, poter stabilire un'eventuale perizia psichiatrica, di cui si è tanto discusso, per accertare la sua eventuale incapacità anche parziale di intendere e di volere. Non c'è nessuna istanza su questo punto, anche perché da quanto ne sappiamo agli atti non ci sono diagnosi pregresse di disturbi mentali da parte del ragazzo che ieri in carcere si è detto affranto e pronto a pagare per le sue responsabilità. A me la linea difensiva per il momento vuole escludere la premeditazione, anche se ci sono molti elementi che sta raccogliendo la Procura di Venezia, che sta seguendo le indagini che fanno pensare ad una premeditazione.
e appunto le indagini sono ancora in corso e quindi tutto da chiarire, anche se appunto la linea difensiva di Filippo Turetta punta a far cadere l'ipotesi della premeditazione che potrebbe costare l'ergastolo poi nella fase di dibattimento processuale. Intanto ieri, come dicevamo, si è svolto l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice. Ricostruiamo com'è andata nel nostro servizio e io restituisco la linea allo studio. Prima il silenzio, poi la confessione tra le lacrime. Ho ucciso Giulia. Filippo Turetta oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha ritenuto doveroso rendere delle dichiarazioni spontanee con le quali ha sostanzialmente confermato le ammissioni fatte alla polizia tedesca. Un interrogatorio lampo iniziato alle 10, terminato circa mezz'ora dopo nel carcere di Montorio a Verona, quello davanti al GIP del 22enne di Torreglia accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e di sequestro di persona. Oltre al GIP e al legale di Turetta era presente anche il PM. Quando è stato arrestato dalla polizia stradale tedesca, il ragazzo aveva detto di aver ucciso la sua fidanzata e di aver provato più volte a farla finita, anche puntandosi un coltello alla gola, ma senza riuscirci. Le dichiarazioni verbalizzate dai tedeschi però non hanno valore giuridico in Italia, mentre quelle odierne sì. Ora la difesa potrebbe puntare su un'istanza di perizia psichiatrica. Non verrà invece presentata richiesta al riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere né affievolimenti della misura. Dal lato dell'accusa non è ancora noto se verranno contestate una o più nuove aggravanti, compresa la premeditazione, la crudeltà, questo dipenderà dagli esiti dell'autopsia, e il reato di occultamento di cadavere. Per il legale di Elena Cecchettin, l'omicidio della sorella è aggravato dallo stalking. Turetta, ha spiegato l'avvocato, ha dimostrato di essere un molestatore assillante. Il suo comportamento, ha detto, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono fame di possesso verso Giulia. Intanto si attende a giorni l'arrivo in Italia dell'auto nera e degli oggetti sequestrati all'interno. Poi passerà nelle mani dei carabinieri del RIS di Parma per essere analizzata. Non è invece ancora stato ritrovato il telefono di Giulia, che per l'ultima volta si è agganciato quella sera a una cella di Marghera verso le 22:45, né il suo PC. Vicino al cadavere poi c'era una sola scarpa della ragazza e una ventina di oggetti, tra cui alcuni suoi vestiti e un libro illustrato per l'infanzia. Su questi dettagli gli investigatori vogliono vederci chiaro per capire se Turetta abbia deciso appositamente di collocarli lì. Occorre intervenire prima della commissione del reato. Noi dobbiamo educare al rispetto. Le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio parlando agli studenti del liceo Brauci di Caivano a proposito del femminicidio di Giulia Cecchettin. E lasciamo adesso per un attimo la cronaca, andiamo a Venezia perché insomma si inizia a pensare alle prossime festività, dal Ponte dell'Immacolata al Natale, al Capodanno, e ci si prepara dunque anche Venezia si prepara ad accogliere i turisti. Il punto della situazione insieme ad Ilaria Marchiori in compagnia di Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Buongiorno Ilaria, buongiorno al presidente. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è appena conclusa proprio la conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sulle festività, ma non solo. In realtà tutto parte dall'annuncio dei festeggiamenti per i 50 anni di Federalberghi Veneto, che saranno coronati da una serata speciale venerdì, dunque proprio tra 2 giorni, cui presenzierà anche il ministro Tajani. Sarà una serata di gala, una serata importante, e proprio anche per la presenza del ministro si toccheranno tematiche importanti cui proprio voi avete intenzione di sottoporre a Tajani. Allora, certamente correva l'anno 1973 quando si costituiva la nostra Associazione regionale degli albergatori del Veneto, che oggi costituisce un fattore importante per l'economia della nostra regione. Siamo gratificati della presenza del Ministro, ci troveremo venerdì con oltre 300 albergatori, arriveranno in rappresentanza da tutto il Veneto, in presenza ovviamente dei rappresentanti della politica e delle istituzioni in generale, e ovviamente approfitteremo della presenza del Ministro per rimarcare alcuni temi che sono a noi cari come categoria, in particolare ovviamente quelli legati agli investimenti che saremo tenuti a fare da qui al prossimo futuro, e quindi quello che riguarderà i fondi ovviamente europei e il PNRR, ma anche un tema cruciale, importante, strategico per valorizzare questi investimenti, che sarà il tema del capitale umano, sfruttando anche
di conseguenza quella che è la rappresentanza italiana all'estero attraverso la rete delle nostre ambasciate, attraverso la rete camerale, e anche sarà l'occasione di condividere questo concetto con Matteo Zoppas, che rappresenta appunto questo sistema, per cercare di mettere in piedi anche una sorta di preformazione di quelli che sono i lavoratori che devono entrare poi a far parte dei nostri organici, ma anche su temi fondamentali, conoscenza della lingua, ma anche temi di sicurezza sanitaria, di sicurezza del lavoro, che sono trasversali e validi non solo per il turismo, ma che andranno a agevolare, a snellire quei processi di flussi in ingresso verso il nostro paese di capitale umano, del quale sentiamo ovviamente estrema necessità. Ecco, Presidente, il 2024 sarà un anno importante per la città di Venezia, perché prenderà il via la sperimentazione, quello che è stato definito il ticket d'ingresso alla città. Dal vostro punto di vista, qual è l'opinione in proposito? Allora, noi non siamo contrari a questo tipo di sperimentazione, siamo consapevoli che Venezia è un patrimonio artistico mondiale che vada preservato e che, se vogliamo andare in una direzione di innalzamento anche del livello qualitativo dei servizi che la città può erogare, esiste un limite oltre il quale non si può eccedere. Quindi tutto quello che verrà messo in campo per cercare di regolarizzare, attenzione, non vietare, ma programmare l'ingresso di questi flussi all'interno di una città importante come quella di Venezia, ma che anche Verona a ruota seguirà nelle dinamiche, credo che sia importante. Poi ritengo che al momento quello di cui stiamo parlando sono valori per cui non dovrebbero particolarmente inficiare quelli che sono i flussi che poi vanno a soggiornare nelle strutture ricettive che noi rappresentiamo. Quindi da questo punto di vista continueremo a collaborare e dialogare con le amministrazioni locali, ma credo che stiamo incominciando a intraprendere una strada che vada verso il miglioramento del livello qualitativo dei servizi. Venezia è un contenitore come lo è Verona, oltre al pieno non si può andare, altrimenti si rischiano di dare disservizi, e non è questo che ci dice il mercato per il prossimo futuro. Ecco, prima di chiudere allora un po' di numeri sulle festività, partendo dal Ponte dell'Immacolata, e poi sappiamo ci sono le festività natalizie. Sì, allora, nonostante i 50 anni, devo dire che il nostro sistema si sta dimostrando ancora molto giovane da questo punto di vista, con numeri significativi. Siamo usciti dai 2 anni di pandemia con delle sofferenze, ma posso dire che adesso i numeri ci stanno dando ragione. Abbiamo chiuso una stagione balneare con numeri tutto sommato positivo, magari in inflessione rispetto al 2022, ma comunque superiori nel caso della Regione Veneto al 2019. E anche per il Ponte dell'Immacolata stiamo avendo dei segnali molto positivi, quindi con un 10,5% in più a pari data di prenotazioni entrate ad oggi rispetto al pari periodo dell'anno scorso per la montagna. Per quanto riguarda le terme abbiamo un più 19% in più rispetto all'anno precedente, e per quanto riguarda le città d'arte addirittura un 31,6% in più di prenotazioni che stanno entrando rispetto al pari periodo, a significare evidentemente che c'è una grande attenzione, una grande volontà degli italiani in questo caso, ma anche di qualche presenza estera, a frequentare le nostre strutture, le nostre destinazioni per questi 3 cluster, città, montagna e terme, che sono quelli attivi per le prossime festività. Ringrazio il Presidente Schiavon, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie al Presidente Schiavon. Torniamo alla cronaca, perché i carabinieri di Sandrigo nel Vicentino stanno indagando sulle cause della morte di un ciclista trovato a terra agonizzante ieri mattina. Incidente o malore? Proprio le indagini dovranno chiarire queste 2 ipotesi. Sandrigo. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per capire la dinamica dell'incidente in cui ieri ha perso la vita Abu Evans, un ciclista 41enne cittadino nigeriano che era residente a Monticello Conte 8. L'uomo era stato rinvenuto ancora in vita a terra da un passante lungo la provinciale Chizzalunga poco prima delle 7, accanto alla sua bicicletta a pedalata assistita danneggiata dopo la caduta, con cui quotidianamente si recava al lavoro. Non è ancora stato confermato se sia stato colto da malore o caduto accidentalmente. Non è nemmeno stata esclusa l'ipotesi di un tamponamento da un veicolo pirata che si sarebbe immediatamente dileguato. Per questo gli inquirenti stanno vagliando tutte le immagini del sistema di sorveglianza comunale che vigila gli accessi della zona artigianale e industriale.
E conseguenze meno gravi fortunatamente per l'incidente accaduto questa mattina intorno alle 7 a Meduna di Livenza in via Bosco al Baredo, dove un 66enne è rimasto ferito mentre stava facendo jogging sul lato della strada. L'uomo è stato investito da un'auto condotta da un 60enne che si è immediatamente fermato per soccorrerlo. Il jogger ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato dai sanitari del SUEM in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La polizia di Padova è riuscita ad individuare l'autore di una rapina commessa ai danni di un'anziana in pieno centro a Padova. Rapinata nell'ascensore di casa dopo essere stata seguita, un'anziana padovana è riuscita però a descrivere in maniera lucida e precisa il rapinatore che l'ha derubata, consentendo alla polizia di individuarlo in pochi giorni. La 94enne è stata aggredita all'interno dell'ascensore del suo condominio da un uomo che poco prima l'aveva preceduta in strada e poi aveva finto di suonare un campanello del suo palazzo. Quando la donna ha aperto il portone, il malvivente l'ha prontamente seguita e una volta in ascensore l'ha strattonata violentemente per derubarla della borsa con il portafoglio. Nonostante lo shock e la paura, la 94enne ha allertato la polizia e ha descritto il suo aggressore con molti particolari, indicando con precisione anche tutti gli indumenti da lui indossati, tra cui un berretto a coppola marrone. Grazie alle telecamere della zona, i poliziotti hanno ricostruito il tragitto fatto dall'anziana durante la passeggiata. Un poliziotto di quartiere libero da servizio qualche giorno dopo ha individuato in via Trieste proprio il malvivente, riconosciuto grazie al berretto marrone. Il ladro è un 51enne romeno che è stato denunciato per rapina. L'uomo aveva già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'ufficio immigrazione della questura ha così avviato le pratiche per l'allontanamento del 51enne dal territorio nazionale. Un video ripreso con un cellulare dal Ponte delle Guglie a Venezia mostrerebbe gli attimi seguenti l'assassinio del 25enne tunisino ucciso sabato sera in un bar di San Geremia. Tra le piste battute dagli inquirenti, lo spaccio di droga. Meno di 20 secondi ripresi con un cellulare dal Ponte delle Guglie mostrano quelli che dovrebbero essere gli attimi immediatamente seguenti alla sparatoria in cui sabato sera è stato ucciso il 25enne tunisino Khalil Mallat in un bar di Salizzada San Geremia. Poche ore dopo ci sarebbe stato l'arresto del 33enne veneziano Raffaele Marconi da parte dei carabinieri. Il video sta girando per i cellulari di mezza Venezia ed è stato ripreso da diversi mass media. Un uomo percorre Rio Terra San Leonardo in direzione Rialto. Siamo a pochissimi metri dal luogo della sparatoria. In braccia quello che appare il fucile a canne mozze utilizzato nel delitto. Scosta i numerosi passanti che incrocia in una via trafficata come sempre il sabato sera. Nei primi fotogrammi si riesce anche a leggere l'ora per una brevissima e casuale ripresa di un orologio, più o meno le 23:20. Di fronte all'uomo che si allontana c'è una seconda persona. Non si capisce se stia fuggendo. Sabato sera, secondo i testimoni, il fucile si sarebbe inceppato dopo essere stato puntato su di un secondo tunisino o si tratti di qualcuno che si trovava assieme e che lo sprona ad accelerare il passo. Raffaele Marconi è stato arrestato la notte stessa del fatto. L'arma, detenuta illegalmente, un fucile a canne mozze calibro 12, privo di matricola, è stata ritrovata in un canale. Le indagini devono chiarire i motivi di ciò che è successo. Una lite scoppiata per futili motivi come un apprezzamento alla moglie del veneziano convincono poco gli inquirenti che stanno battendo anche la pista dello spaccio di droga. Strage del bus di Mestre. È iniziata ieri la perizia su sterzo e ruote del mezzo con gli esperti della procura, periti e legali dei 3 indagati. Al via nel deposito dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre la perizia degli esperti disposta dal sostituto procuratore di Venezia Laura Cameli su sterzo e ruote anteriori del bus che lo scorso 3 ottobre ha precipitato dal cavalcavia superiore di Mestre causando 21 morti. È stata smontata la barra sterzante di collegamento tra la ruota anteriore destra e quella sinistra, oltre 2 bulloni, quello rotto e quello aggiustato. Ora bisognerà verificare se si sia trattato di una rottura iniziale che quindi avrebbe portato allo sbandamento del bus oppure se sia avvenuta in seguito all'urto o alla caduta. A pochi giorni dall'incidente però un ex autista della linea aveva puntato il dito proprio ai nostri microfoni sugli sterzi di questi mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica
basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Dubbi da subito espressi anche dall'assessore comunale alla viabilità. L'abbiamo detto fin da subito, se un autobus colpisce continuamente un guardrail e l'autista non riesce a riportare a sinistra il mezzo, vuol dire che qualcosa è successo a quella ruota anteriore destra. E voi avete ben evidenziato in alcune immagini molto eloquenti la questione e oggi finalmente ringraziamo la Procura perché si arriva ad esaminare con i periti con questa situazione. Presenti alla perizia, oltre alla PM e ai suoi 2 tecnici ingegneri meccanici dell'Università di Padova, anche i legali della linea e dei 2 dipendenti comunali indagati dalla Procura, oltre ai periti di parte. Saranno eseguite analisi di vario tipo, ancora da stabilire però modalità e tempi. Mentre si attende il prossimo sopralluogo dell'ingegner Migliorino sul cavalcavia superiore il 5 dicembre, gli esiti delle perizie sulle telecamere di bordo e quelli dell'esame autoptico sul cuore dell'autista Rizzotto. Tragedia sfiorata questa mattina all'ospedale vicentino Sant'Orso di Schio. 2 operai sono rimasti appesi ad una piattaforma aerea inclinata per oltre 10 minuti. Operai ostaggio di una piattaforma aerea a più di 20 metri d'altezza salvati dai vigili del fuoco. Erano le 8:30 del mattino quando 2 manutentori al lavoro all'ospedale Sant'Orso di Schio, impegnati nella sistemazione del tetto, hanno rischiato di cadere nel vuoto a causa di un guasto al braccio unico che li sosteneva a più di 20 metri d'altezza. La piattaforma infatti ha iniziato a ruotare su se stessa, inclinandosi fino a raggiungere i 90 gradi. Momenti di grande paura per i 2 manutentori appesi per oltre 10 minuti al cestello del macchinario. Intervenuta la squadra mobile del distaccamento di Schio che insieme a un tecnico è riuscita ad abbassare di qualche metro la gru e recuperare da un tetto più basso dell'ospedale gli operai in pericolo. Dopo l'episodio di violenza verbale e minaccia con una pallottola ad un'operatrice dell'USL 2 Marca Trevigiana interviene il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Aggressività, sintomo disfunzionale, spiega solidarietà al personale sanitario. Situazioni disfunzionali su cui è necessario mettere in atto tutte le azioni organizzative e di supporto agli operatori che troppo spesso sono in prima linea senza un adeguato sostegno di tipo istituzionale e sociale. È un tema cruciale quello della tutela degli operatori, perché se non ci prendiamo cura di chi si prende cura di noi, siamo tutti in una situazione molto più difficile e più fragile. Interviene l'Ordine degli Psicologi del Veneto dopo il caso della pallottola lasciata sopra la scrivania di un'operatrice sanitaria dell'USL 2, esprimendo la propria solidarietà nei confronti della destinataria dell'atto intimidatorio. Purtroppo molti operatori sanitari si trovano a dover gestire il limite di realtà, a dover dare notizie non adeguate, non positive, non quelle che ci si aspettava agli utenti, quindi anche quando sono date correttamente possono creare delle situazioni di questo tipo. Situazioni che sono sempre più all'ordine del giorno, sia a detta dei sindacati che raccolgono le segnalazioni, sia delle aziende sanitarie. Un problema che ha a che fare con il benessere psicologico delle persone e la loro incapacità di gestire situazioni al di là del loro controllo. L'aggressività nei contesti sanitari può essere legata sia ad aspetti organizzativi o ad aspetti di comunicazione non adeguata tra curanti e utenti, ma in altri casi è legata al fatto che molti cittadini sono in una situazione di vulnerabilità emotiva, che hanno magari delle aspettative o delle idealizzazioni rispetto al fatto che i curanti potranno e dovranno risolvere assolutamente i loro problemi in maniera totale, cosa che purtroppo non sempre è possibile, e questa idealizzazione, questa aspettativa di cura idealistica, di cura totale, può diventare a volte una situazione di frustrazione, e la frustrazione porta negli esseri umani spesso all'aggressività. L'aggressività per gli psicologi è quel comportamento che mettiamo in atto nel momento in cui sentiamo di aver perso il controllo di una situazione, per noi o per i nostri cari. E quando sentiamo di aver perso il controllo della situazione, purtroppo in alcuni casi si scivola a comportamenti inadeguati come quelli di tipo aggressivo, che sono un tentativo disperato e disperante di cercare di riprendere il controllo della situazione in maniera disfunzionale e scorretta. Accampamento abusivo scoperto dalla polizia locale di Noventa Padovana in un ex centro estetico abbandonato.
Materassi ammassati, un frigorifero, condizioni igieniche al limite, dormivano e vivevano abusivamente in un centro estetico abbandonato, 4 stranieri scoperti dalla polizia locale di Noventa, Padovana. L'immobile, acquistato qualche tempo fa da un 28enne nigeriano, è stato sgomberato dopo alcune segnalazioni. L'insediamento abusivo è stato individuato dalla polizia locale durante un sopralluogo con l'ufficio tecnico comunale, il sindaco Marcello Bano e il vice sindaco e assessore alla sicurezza Nicola Cannistracci. Quando sono arrivati, una persona è stata sorpresa mentre dormiva all'interno dei locali. L'occupazione dell'ex centro estetico era stata segnalata da alcuni residenti del quartiere di Oltrebrenta, che avevano notato un continuo via vai di cittadini nigeriani all'interno dell'ex negozio di via Pasubio, anche nelle ore notturne. Scontro politico sull'ipotesi a Vicenza di recintare parzialmente Campomarzo. L'outlet veneto della droga, le paludi del degrado, in 2 parole, Campomarzo. Il sindaco di centrosinistra pensa di intervenire con un'operazione che ha l'odore del centrodestra, recintare il parco di Vicenza, non tutto però, una parte. Attenzione importante, non stiamo dicendo di recintare tutto Campomarzo, nel senso che sarebbe un progetto anche infattibile dal punto di vista dei costi, ma semplicemente di allargare la recinzione della cancellata del parco giochi della parte di via dell'Ippodromo dove c'è il Park Verdi. Questo consentirebbe da un lato di allargare l'area del parco giochi, l'area attrezzata di Campomarzo, e dall'altro una gestione migliore dal punto di vista della sicurezza, perché quella è la zona in cui ci sono più problemi. Il progetto è in fase di valutazione, ma sulla questione interviene l'ex sindaco di centrodestra, Francesco Rucco. Sì, perché l'idea di recintare Campomarzo era stata sua, ma con 2 distinguo. Il primo è che il centrodestra avrebbe voluto recintare tutto il parco e non solo una parte, e l'altro è che la giunta di Rucco prima avrebbe voluto ascoltare il parere dei vicentini. È una proposta che abbiamo condiviso in passato più volte, anche attraverso ordini del giorno, ma la posizione è chiara: bisogna prima ascoltare la città, prima chiedere ai cittadini se vogliono veramente chiudere Campomarzo e poi soprattutto farlo per tutto Campomarzo, e qui chiediamo un atto di coraggio al sindaco Possamai, che va a chiudere solo una parte lasciando scoperta Viale Dalmazia, la zona del Moresco, e di conseguenza anche un possibile spostamento degli spacciatori verso quest'area verde del Campomarzo. Oppure ancora peggio, il pericolo concreto che si spostino verso il quadrilatero di Viale Milano e Viale Torino. Quindi attenzione a ponderare bene, non fare piccoli passi diciamo di scelte politiche più fatte dall'impeto, dall'incapacità dimostrata di gestire la sicurezza urbana, perché poi le conseguenze sono queste. La scelta va ponderata bene con la città e dal punto di vista anche degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Se deve essere chiuso, che venga chiuso tutto, dopo aver sentito però la città di Vicenza. Andiamo con la cronaca d'Arzignano, in provincia di Vicenza, travolto da un grosso ciocco che non gli lascia scampo. È morto così un 59enne che stava facendo lavori di disboscamento all'interno della sua proprietà in una zona scoscesa. È accaduto in via Conche, dove la grossa pianta è rotolata addosso all'uomo. Subito sono scattati i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona boschiva con tecniche speleo-alpine e fluviali per recuperare in sicurezza il 59enne in un dirupo profondo 30 metri a rischio smottamenti. I medici del SUEM però non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria sul posto di carabinieri, a cui spetterà ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, avevamo prima in collegamento la collega Valentina Visentin per l'incontro in prefettura a Padova in vista dei funerali di Giulia. Il vertice sull'ordine e la sicurezza si è appena concluso e quanto emerso, lo leggiamo da un'agenzia ANSA, i funerali di Giulia Cecchettin non si svolgeranno sicuramente sabato alla Basilica di Santa Giustina a Padova e la data delle esequie la prossima settimana sarà decisa dallo stesso papà della 22enne Gino Cecchettin. Dunque probabilmente la data alternativa a quella di sabato era
lunedì 4 dicembre, quindi aspetteremo nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti, ma da quanto emerso nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, esclusa la data di sabato 2 dicembre. E adesso andiamo a Rosà, perché è in corso una polemica, perché l'amministrazione comunale nega una sala al Partito Democratico che doveva organizzare un incontro sulla pedemontana veneta. Che cosa è successo? Buongiorno a Vanessa Banzato in compagnia della sindaca. Buongiorno Francesca. PD di Rosà è sul piede di guerra, perché in un comunicato che ha divulgato anche la nostra redazione ha dichiarato che l'amministrazione comunale di Rosà non ha voluto concedere una sala, nello specifico una sala che si trova proprio nella biblioteca del paese, dove si dovrebbe svolgere un incontro che è stato promosso tra l'altro dai 2 esponenti PD regionali Zanoni e Luisetto, per parlare del discorso della pedemontana. Noi siamo qua con la sindaca, perché con la sindaca Elena Mezzalira, perché le cose pare siano leggermente diverse da come sono state presentate dal Partito Democratico locale. Sì, è stato richiesto l'utilizzo dell'aula studio di Donè, che è un'aula che viene utilizzata dai ragazzi in autogestione per studiare e che viene destinata a questo, non viene destinata ad incontri pubblici, tanto che non è regolamentato questo utilizzo. Quindi davanti alla loro richiesta noi abbiamo semplicemente risposto questo e abbiamo messo a disposizione un altro spazio che invece è previsto venga utilizzato per incontri pubblici. Però loro hanno declinato l'utilizzo della sala Elio Peruzzo perché sembra non essere confacente alle loro esigenze. Dal nostro punto di vista, tra l'altro, l'aula di Donè era stata concessa sempre a loro qualche mese fa, quindi sempre al PD, qualche mese fa per un analogo incontro, e gli stessi si erano lamentati che fosse inadeguata, in particolar modo che non fosse sufficientemente capiente, perché sembrava avesse solo 35 posti a sedere. Tra l'altro si sono verificati anche dei danni quella stessa sera. Abbiamo ricevuto anche un'interrogazione in Consiglio e ne abbiamo discusso. Noi abbiamo messo a disposizione la sala Elio Peruzzo, che è capiente, perché può ospitare dalle 120 alle 150 persone, quindi sempre a Rosà. Quindi volevamo mettere a disposizione anche una sala a Sant'Anna, quindi in una nostra frazione che viene appunto utilizzata dalle varie associazioni per le attività o incontri che vengono calendarizzati in accordo con l'amministrazione, però ritenevamo che questa potesse essere letta come la volontà di far fare l'incontro in località periferica. Noi abbiamo proposto una sala che è adiacente al campo sportivo di Rosà e che è a disposizione giusta per incontri pubblici. Questo abbiamo messo a disposizione, nulla di più. Certo, i Dem rosatesi dicono che come l'estate scorsa è stato negato lo spazio per la famosa pastasciutta antifascista, adesso ancora una volta l'amministrazione comunale nega uno spazio per un incontro pubblico. Le due cose sono diverse, ne abbiamo discusso anche, ne abbiamo chiarito anche con l'associazione AMPI cosa sia realmente successo nel mese di luglio. Le richieste dal punto di vista amministrativo non erano state formalizzate in maniera corretta e il nostro regolamento di pulizia locale per l'utilizzo delle aree parco di quartiere non prevede un utilizzo che abbia anche una finalità politica. Al di là di questo, al di là dei titoli, insomma, sono due cose diverse. Noi non abbiamo pedito l'utilizzo di niente a nessuno, semplicemente abbiamo dei regolamenti e li facciamo rispettare. Come lo legge questo attacco? È un tentativo di strumentalizzazione. A me dispiace non ci siano altri argomenti da portare avanti. Gli spazi, quelli che ci sono regolamentati e vengono messi a disposizione in base ai regolamenti che li normano. Ricordo che i regolamenti sono approvati da un consiglio comunale, quindi nel pieno rispetto delle regole democratiche che governano anche il paese di Rosà. Nessuna volontà di inibire, bloccare, evitare, vietare incontri pubblici. No, noi abbiamo messo a disposizione uno spazio, se per loro non va bene io non so cos'altro, non abbiamo avuto seguito a quella comunicazione, quindi è passato oltre un mese e noi siamo rimasti al fatto che per loro non fosse soddisfacente, però è una loro valutazione. Bene, Francesca, hai sentito, insomma, ci sono le due versioni su questa questione. La sindaca è stata molto chiara, ha spiegato come stanno in realtà le cose, e se non hai domande ti ricevo la linea.
Grazie davvero a Vanessa Banzato e grazie al sindaco di Rosà per aver chiarito i contorni di questa vicenda di cui sicuramente si continuerà a discutere anche nei prossimi giorni. Non so se abbiamo Lucio Zanato, eccolo, lo vedo, alle sue spalle quel che resta di questo casolare che un tempo ospitava una discoteca e che ieri è stato gravemente danneggiato da un incendio di cui ancora non si conoscono le cause. Buongiorno nuovamente Lucio, ben ritrovato. Buongiorno, ci siamo spostati dall'altra parte di Montebelluna, siamo nella zona, per intenderci, est, lungo la Feltrina, in via del Ponte di Legno. Qui c'era la storica discoteca M1 e per chi come me ha una certa età se le ricorda alcune nottate particolari che sono appunto le nottate delle discoteche qui a Montebelluna. L'M1 è chiuso da diversi anni dopo momenti di fasto e di divertimento, e quello che vedete alle mie spalle, che adesso vi facciamo vedere, è quello che rimane dopo l'incendio di ieri sera scaturito nel corso della notte. Adesso con Alberto Pivetta vi facciamo vedere proprio le immagini di questa parte dell'area della discoteca, perché in realtà la discoteca si estende molto più in là. L'unica cosa da vedere è appunto l'intervento dei vigili del fuoco, come si vede con la schiuma, per cercare di circoscrivere i danni dal fuoco. Vedete che dall'altra parte hanno aperto completamente tutta quest'area, comunque si vede che è abbandonata da anni. Un'area che, come ho detto prima, ha avuto notevoli fasti, ma che adesso è sostanzialmente in mano ai balordi, anche qui, nel senso che noi abbiamo trovato tracce, siamo andati a vedere anche dall'altra parte dove c'era la storica entrata dell'M1 e vi faremo vedere stasera, ci sono tracce evidenti di bivaccamenti con persone sicuramente equivoche che qui, come dire, magari passano la serata in maniera quantomeno discutibile, e quindi tutto questo potrebbe essere scaturito dal fatto che magari ieri sera era freddo, si sono rintanati all'interno e volendo scaldarsi un po' hanno dato fuoco a qualcosa che poi si è propagato all'interno dello stabile. Alberto continua a far vedere quest'area, ovviamente essendo un'area dismessa, essendo fatiscente, i danni non sono neanche quantificabili. Onestamente devo dire che la cosa che rimane è un po' di amarezza per un'area che è stata veramente un gioiello per certi versi del divertimento nella zona qui del Montebellunese, ai piedi del Montello, e che adesso sta vivendo veramente un momento di notevole degrado. Queste dunque le immagini da Montebelluna, cercheremo di saperne di più nel corso del giornale di questa sera. Se non hai domande, a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato e grazie ad Alberto Pivetta per averci mostrato quelli che sono stati i risultati di questo vasto incendio della scorsa notte a Montebelluna. Adesso apriamo una finestra su quelle che sono state le iniziative organizzate in occasione della giornata del 25 novembre, iniziative che poi sono destinate in qualche modo a continuare, perché di violenza contro le donne non se ne parli solo in quella data, ma se ne parli per tutto l'anno. Un'iniziativa arrivata alla sua terza edizione, quella organizzata dal gruppo panificatori di Ascom Confcommercio Marca Trevigiana, ed è la pagnotta dell'abbraccio rappresentata su questo sacchetto. La vedete già che spunta. Buongiorno a Claudia Vedelago, vicepresidente del gruppo panificatori. Buongiorno a tutti e a tutti. Grazie. Eccolo qui, questo è il sacchetto poi, Claudia, nel quale veniva messo il pane. Questo è il sacchetto che contiene la pagnotta a braccio, dove noi panificatori diamo appunto questo pane da mettere sopra le tavole per dare motivo di parlare, di educare i figli contro la violenza. È un messaggio importante anche perché ad ogni pagnotta che noi vendiamo €1 va devoluto ai 5 centri antiviolenza che sono descritti nel sacchetto. Ci sono Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Quinto di Treviso e Vittorio Veneto. E un altro dato molto importante che dobbiamo divulgare è il numero 1522, che è il numero anti-stalk e antiviolenza, e questa è la cosa importante. Ecco perché non è solo un modo per sensibilizzare, ma è un modo anche per far conoscere alle donne che possono essere vittime di violenza che esiste una via di fuga rappresentata da questo numero. Esatto, questo è stato proprio il nostro principio. Anche non abbiamo messo il numero antiviolenza e stalking, perché se preso da
un padre padrone che sa che cos'è, ovviamente fa sparire il sacchetto e anche potrebbe compromettere la salute della donna. Quindi il 1522 è un numero da ricordare a memoria e da dare alle persone che sono vittime di violenza e che sono in difficoltà. Ecco, quello che mi viene da chiederle è come hanno reagito le sue clienti che sono entrate nel suo panificio in quelle giornate, perché immagino che voi abbiate anche spiegato loro i motivi di questa iniziativa, le donne e anche gli uomini come hanno reagito? Allora, le donne subito dalla prima edizione hanno reagito molto bene, sono state solidali, hanno acquistato, prenotato. Il secondo anno ancora di più, perché addirittura è diventato un oggetto di regalo. Un regalo anche per le donne che lavorano in azienda, quindi i datori di lavoro hanno comprato decine e decine di pagnotte da regalare alle proprie dipendenti. E anche quest'anno l'uomo invece è stato più sensibilizzato, tanti sono venuti a prenotare la pagnotta. E questo è un segno molto molto importante. Anche a Distrana abbiamo fatto un piccolo flash mob con il distretto del commercio e anche lì la presenza degli uomini era numerosa e di questo siamo contente. Proprio questo rapporto, questo paragone guardando agli anni precedenti porta a capire che c'è anche proprio un cambio culturale che magari ha bisogno di un po' più di tempo, ma la sensibilizzazione nei confronti anche degli uomini è importante. È molto importante e lo abbiamo visto anche nell'evoluzione del progetto. Siamo partiti da 1500 pagnotte prodotte a quest'anno 2500 effettuate, ma i colleghi ancora questa settimana produrranno la pagnotta a braccio perché la richiesta è ampia. Anche perché è un pane che fa bene due volte, per chi lo mangia e per chi riceve. Anche perché proprio per quel principio che non si deve parlare di lotta alla violenza sulle donne solo il 25 novembre, ma tutto l'anno. No, è un progetto che deve durare tutto l'anno e di questo ne vado orgogliosa. Questo progetto che parte da Treviso, dalla richiesta della dottoressa Morellato che ci ha chiesto di collaborare creando una pagnotta arancione contro la violenza, perché l'arancione è il colore contro la violenza sulle donne. Infatti il progetto dell'ONU dice coloriamo il mondo di arancione per rendere un ambiente più luminoso contro la violenza sulle donne. E questo progetto da quest'anno, dal 2024, diverrà un progetto nazionale. Non si ferma a Treviso, ma andremo in tutta la nazione. Perché, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, questa pagnotta nata proprio dal gruppo panificatori della marca trevigiana è stato presentato qualche settimana fa all'Assemblea nazionale ed è stato sposato. Ed è stato sposato, quindi ci sarà questa collaborazione tra tutti i panificatori d'Italia. E quindi in tutta Italia dall'anno prossimo, da capire se sarà in occasione della festa delle donne o del 25 novembre, però insomma l'importante è che questa iniziativa dalla marca arrivi in tutta Italia e quindi in tutti i panifici che aderiranno all'iniziativa si potrà trovare questa pagnotta dell'abbraccio e questa intanto è una notizia importante. Ancora una volta insomma il Veneto, la marca trevigiana capofila e insomma ispiratore di iniziative. E ne andiamo veramente orgogliosi. Assolutamente veramente. Sì. In qualche modo nel momento in cui presentate questo vi fate anche testimoni di storie e di racconti, perché il panificio è in qualche modo un luogo che ispira sicurezza, la vicinanza, una faccia amica. E che cosa le è successo? Ho avuto dei racconti e dei racconti molto difficili da ascoltare, anche perché mi ricordo, era l'anno scorso, il primo giorno di presentazione di questa campagna, stavo tagliando una pizza e per prendere tempo, c'era una cliente, ho cominciato a parlare. Sai, da oggi comincia la campagna contro la violenza sulle donne. Dobbiamo far conoscere l'importanza del 1522. Questa donna si è messa a piangere, io ho visto lacrime scendere e credetemi è stato davvero difficile. E questa donna mi ha detto: scusami, hai toccato un argomento molto difficile per me perché il mio compagno è diventato violento. Io ho detto: non voglio sapere niente, però sappi che questo numero è a disposizione delle donne che sono vittime di violenza. Chiama, trova il coraggio di chiamare e di farti aiutare. In quel momento che cosa ha provato Claudia? Non è facile anche perché ti senti coinvolta
in un'emozione molto forte. E anche una responsabilità È una in qualche responsabilità. modo. Poi altre donne si sono presentate magari nel pomeriggio dove non c'è una clientela importante, ringraziandomi per questa cosa, perché tante donne hanno paura e quindi sapere di trovare aiuto è importante. Quindi non è un fenomeno così isolato? Assolutamente no. Infatti lo dice sempre anche la dottoressa Morellato, il pane è quotidiano come purtroppo anche la violenza. E lo sappiamo che molta è all'interno delle nostre case. Quella donna che era scoppiata in lacrime l'ha più rivista poi? No, non l'ho più rivista. Il pensiero? Il pensiero si cerca sempre che tutto vada bene, insomma, che abbia trovato la forza di chiedere aiuto. Possiamo dire che anche quando questi sacchetti non saranno più in vendita, voi vi farete comunque portavoce di questo messaggio? Sicuramente, io sono diventata un po' anche un tormentone, ho coinvolto la clientela nel selfie, facciamoci un selfie, addirittura l'altro giorno mi ha detto ma io non posso fare il selfie con te, certo lo facciamo e questo è importante, abbiamo coinvolto anche gli asili, abbiamo fatto la foto dei bambini abbracciati con l'abbraccio e la locandina, quindi è stata veramente una bella campagna e spero che questa campagna rimanga e vada avanti tutto l'anno. Ecco, è questo proprio. Di pensare, visto che adesso avete anche l'appoggio del gruppo panificatori a livello nazionale, che si possa lavorare per far sì che una pagnotta o anche semplicemente questi sacchetti possano essere a disposizione 365 giorni all'anno. Questa potrebbe essere un'idea. Anche perché adesso, addirittura l'altro giorno, un sacchetificio proprio mi ha contattato, ma noi possiamo lavorare con voi perché la cosa ci sarebbe interessante, potremmo anche stupirvi, quindi magari lanciamo anche questo messaggio al sacchetificio che mi ha contattato. E potrebbe anche, noi adesso abbiamo 1000 idee che buttiamo lì sul tavolo, ma magari insieme a questo numero mettere anche, ricordare quello che è il segno, lo ricordiamo, la mano aperta, il pollice che si chiude, poi tutta la mano che si chiude, che è il segnale per chiedere help me, per chiedere aiuto. Lo si potrebbe in qualche modo magari schematizzarlo qui, perché anche quello, abbiamo sentito qualche giorno fa una notizia di 3 fratellini, 3 sorelline che stavano assistendo alla violenza nei confronti della mamma e facendo dalla finestra ad un agente di polizia questo segno hanno tirato l'attenzione e hanno salvato la mamma. E quindi sensibilizzare su tutte quelle che sono i canali per chiedere aiuto. È un compito che è un compito, però a me piacciono le sfide, quindi chi mi ha aiutato a fare questo sacchetto si prepari. E anche gli uomini, i suoi colleghi. Anche gli uomini, i miei colleghi, certo. Anche loro hanno dimostrato veramente tanta sensibilità. Infatti da 23 panifici aderenti siamo passati a 29, ma vuol dire che alcuni hanno chiuso e quindi almeno una decina di nuovi panificatori hanno aderito e spero che i panificatori che non sono a conoscenza di questa iniziativa aderiscono l'anno prossimo. Noi ci aspettiamo che tutti i panificatori della Marca, del Veneto, sappiamo la sensibilità di quanto, perché insomma tutti siamo stati scossi dalla vicenda di Giulia, e quindi insomma invitiamo tutti quanti a sposare questa iniziativa, ad avere questi sacchetti possibilmente tutto l'anno, perché di violenza sulle donne bisogna parlarne sempre, senza mai dimenticarci di quelli che sono tutte quelle forme per chiedere aiuto, 1522, questo segno che vi abbiamo adesso mostrato, quindi insomma chiedete aiuto perché non siete sole. Lasciamo questo tema assolutamente importante che noi continueremo a seguire anche con voi. Lei adesso ha accennato che alcuni panifici hanno chiuso. Qual è lo stato di salute del vostro settore, alla luce di tutti i rincari, della difficoltà per voi? La difficoltà nel recuperare il personale, questa è una piaga veramente grande. Quindi giovani, se volete un bel lavoro che fa bene, tanto bene, fatevi vedere, fatevi conoscere, che noi siamo pronti ad abbracciarvi e ad accogliervi nelle nostre aziende. Non c'è un cambio generazionale, si fa fatica a passare il testimone? Sì, perché si lavora magari di notte, bisogna andare a letto presto, quindi però è anche vero che si ha molto tempo libero, quindi per un uomo è un lavoro, secondo me, che dà veramente 1000 possibilità anche per gli hobby, e per una donna
è comunque un bel lavoro perché si ha la possibilità di stare a contatto con le persone, di aderire a nuovi progetti e certo c'è da lavorare, però è un bel lavoro. Vi capita, Dà soddisfazione. le è capitato di avere magari qualcuno che veniva a chiedere informazioni per un posto di lavoro e quando gli è stato prospettato quello che sarebbe stato il ritmo di lavoro? Sì, ogni giorno, questo è il problema, lavorare poco, possibilmente non il sabato, non la domenica, e questo per noi panificatori è un problema. E c'è poi l'altro aspetto, insomma siamo a ridosso delle festività natalizie e quindi ci prepariamo a tutti quelli che sono i dolci delle festività e si parla già, come si è parlato anche negli anni scorsi, di rincari importanti, cioè dalla farina all'energia, Tutte al le gas. materie prime sono aumentate e quindi certo noi cerchiamo sempre di contenere, si cerca di trovare il minor prezzo pur guardando la qualità, perché la qualità prima di tutto, e di restringere i tempi, non avere tempi morti, e quindi tutto quello che può aiutare alla diminuzione del rincaro noi lo facciamo. Non so se sia possibile fare una stima, perché non ne avevamo parlato quando ci siamo sentite, ma di capire quanti panifici sono stati costretti ad abbandonare, a chiudere la propria attività. Diversi, perché allora un panificio artigianale come i nostri di solito è condotto da famiglia, quindi cominciamo con l'età che avanza, qualche malore, e se non si ha un ricambio generazionale è veramente difficile, quindi se non si ha un figlio che va avanti nell'attività, quando si arriva all'età pensionabile tanti chiudono. Eppure sono un presidio sul territorio certo, fondamentale, a partire da questa iniziativa che la ricordiamo, ma per tanto, insomma, per mantenere anche quel contatto e poi per trovare dei prodotti, insomma, che sappiamo da dove arriva, sappiamo la sua genuinità. Con il cuore, esatto, quindi noi ci impegniamo sempre per tutti, siamo a disposizione di tutti, anche per chi ha difficoltà, siamo i primi a scendere in campo e a dare una mano, insomma. E quindi l'appello ai giovani è quello di avvicinarsi a questo bel mondo, perché poi mettere le mani in pasta, toccare da vicino. Creare. Io dico sempre, da qualche ingrediente, da una polvere, dall'acqua, dal latte, si riesce a creare qualcosa di fantastico, di buono e che soprattutto che crea emozioni, quindi questo è l'importante del nostro lavoro. Quando una persona dice, sai, ho mangiato questo e mi sono ricordato di quando ero bambino, là abbiamo vinto. Claudia, grazie davvero, grazie per averci raccontato un po' di più dell'importanza di questo progetto e anche per averci portato nel vostro mondo. Grazie davvero a Claudia Bedelago, vicepresidente del gruppo panificatori di Ascom Confcommercio Treviso. Grazie davvero. Grazie. Noi ci fermiamo perché c'è la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta, è arrivato il freddo, anzi sono previste temperature ancora più basse nei prossimi giorni, anche neve a bassa quota, ce ne siamo resi tutti conto, e quindi riscaldamenti che sono stati accesi e per risparmiare possiamo dire che fortunatamente con un po' di ritardo, e naturalmente si accendono anche non solo le caldaie ma anche stufe e caminetti. Allora cerchiamo di capire meglio innanzitutto quelle che sono le norme in vigore, perché sappiamo che si naviga in una giungla di normative sia per chi ha caminetti e stufe sia per quanto riguarda le caldaie, ma anche qualche accorgimento e per avere un inverno in sicurezza e quindi per non rischiare incidenti, e dall'altro anche magari per risparmiare. Saluto Eddie Binotto, presidente Fumisti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, grazie per essere con noi, buongiorno, e in collegamento Simone Giordano, presidente dei manutentori bruciatoristi di Confartigianato Marca Trevigiana, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. E allora iniziamo subito, Giordano, per capire, quando noi accendiamo la caldaia per il riscaldamento, perché chiaramente poi è accesa per l'acqua calda tutto l'anno, ma quando accendiamo la caldaia in inverno, che cosa dobbiamo fare per, dicevo io, non incorrere in qualche spiacevole ma anche pericoloso incidente? Beh, allora, come prima cosa, insomma, un impianto regolarmente manutentato, chiaramente da persone esperte, qualificate e abilitate per la tipologia di mestiere, senz'altro ci agevolano sotto questo aspetto, per cui riusciamo a avere un impianto prima di tutto sicuro, no? Al di là sempre un po' di quella che è la normativa che dobbiamo chiaramente rispettare, però dobbiamo entrare in un fattore, secondo noi dell'associazione, di cultura vera e propria, quindi seguire l'impianto
sia prima dell'inverno, dopo, durante o comunque anche nel periodo estivo non è importante, è molto importante che sia però regolarmente controllato. La sicurezza è un aspetto importantissimo, ormai con i mezzi di informazione che abbiamo ci rendiamo conto un po' tutti anche del numero di incidenti che magari diminuisce anche proprio perché questa cultura nella clientela è senz'altro aumentata ed è entrata ormai nell'ottica. Però c'è anche una questione di caro bollette, per esempio l'anno scorso l'abbiamo vissuto un po' tutti, ci rendiamo conto che un impianto efficiente ci dà qualche vantaggio, no? Anche a livello di portafoglio, ecco, mi sento di dire. Ecco, allora tra poco torniamo su questo punto e anche per capire quando una caldaia va sostituita, solo quando si ferma e non dà più segni di vita o bisogna ragionarci anche prima. Adesso di questo ne parliamo tra pochissimo, Giordano. Sì. Binotto, cerchiamo di capire quante sono le caldaie, le stufe nella marca trevigiana. Qualche dato per capire insomma anche la presenza di questi strumenti per riscaldarci. Allora diciamo che noi abbiamo un comparto di circa 100.000 impianti in essere, del quale diciamo che un buon 75% sono a legna. Il problema diciamo che oggi come oggi abbiamo è che del 75%, circa 75.000 impianti, abbiamo circa un 15.000 impianti che sono un po' obsoleti. Questo abbiamo quello che ci porta, che tutti conosciamo, il problema del PM10, delle polveri sottili, dell'impatto ambientale e quant'altro. Diciamo che anche comunque un generatore di nuova generazione, perché sappiamo che oggi come oggi siamo classificati, i generatori sono classificati in 4 e 5 stelle come rendimento, anche quelli, come diceva il collega, devono essere comunque manutentati e devono essere usati in modo corretto, perché usati in modo scorretto hanno un impatto ambientale più alto che non un vecchio generatore di calore. Consideriamo che abbiamo ancora circa 15.000 generatori di calore a camera di combustione aperta, il classico caminetto tradizionale che avevamo una volta, e diciamo che un impianto del genere può generare 1 chilo di polveri sottili con 70 kg di legna. Non sono dati certificati, ok? Questo significa che il generatore di calore classico, tradizionale, c'è un suo perché è stato vietato nei periodi un po' più di uso, okay, del generatore di calore, perché abbiamo dei problemi non indifferenti sotto questo punto. Abbiamo anche comunque dei vantaggi perché ci sono stati delle detrazioni fiscali, degli incentivi per quanto riguarda la sostituzione e la rottamazione dei vecchi generatori di calore, e so che anche come provincia, la provincia di Treviso sta comunque mettendo in essere dei bandi per quanto riguarda anche la manutenzione degli impianti in essere, per incentivare, per aiutare le famiglie e per aiutare tutti quanti a mantenere un impianto pulito. L'impianto pulito è molto più sicuro ed è anche fa molto meno danno, insomma. Lei diceva che anche un impianto di ultima generazione, se usato in modo corretto. E cioè? Allora, partiamo dall'accensione. Noi siamo abituati che il camino lo si accende dal sotto. Sarebbe proprio il contrario. Dovremmo partire con la legna un po' più grossa, quella più grossa alla base, la media e la fine sopra, accendendolo da sopra. Accendendolo da sopra, io scaldo prima la canna fumaria, ho meno emissioni in atmosfera, ho un'accensione molto più lunga, ho molta più autonomia e molta più resa al generatore di calore. E la legna non sopra il 15% col tasso di umidità, perché dal 15 al 30%, 30% è già considerata buona, però non è ottimale, ok? Sopra è proibitiva, non si usa. E anche legna che sia legna certificata, legna perché pulita. Spesso vediamo insomma che si raccolgono, si tagliano le piante, si prende e poi la si usa. Diciamo che queste hanno un periodo di essiccazione, cioè non è che io posso prenderla, tagliarla venerdì per bruciarla sabato. Ho dei tempi di essiccazione, ho faggio, che è uno dei migliori legni che si usano anche per la cottura di cibi, come per la pizza e quant'altro. L'abete ovviamente non è consigliato come tipo di combustibile,
il legno più duro è, più secco, più stagionato è, meglio è. Sappiamo che il legno meno consistente è tipo l'abete, fa la fiamma, però questo qua non mi aiuta sia nella combustione, nel riscaldamento né in ambiente. Okay. Simone Giordano, dicevo prima, quando va cambiata la caldaia? Solo quando si spegne e non dà più segni di vita, o è meglio insomma fare un ragionamento insieme ad un tecnico sulla vita della propria caldaia? Sì, ha detto proprio bene, fare un ragionamento con il tecnico di fiducia che magari segue l'impianto da un tot di tempo, sicuramente ne conosce la storia, per cui riusciamo ad anticipare spiacevoli situazioni, ovvero quello di essere al freddo e quant'altro. Non è solo questo, è anche un aspetto di consumi e sicurezza, quindi tenere sotto controllo e decidere assieme al proprio tecnico di fiducia. Quindi anche un consiglio che posso dare è affidarsi all'azienda in maniera storica, nel senso non magari passare da un'azienda all'altra, da un anno all'altro, proprio per evitare che si perda questa conoscenza del proprio impianto, no? E farsi consigliare, sì, efficientare l'impianto, sì, usufruire anche di eventuali bandi provinciali piuttosto che di detrazioni fiscali in essere, in modo tale da poter approfittare di questo per portare l'impianto a maggiore efficienza e sicurezza. Questo sì, quindi non aspettare l'ultimo momento, questo è un qualcosa che noi sia come associazione che come professionisti portiamo avanti da un bel po' di tempo. Ecco, è importante fare manutenzione della propria caldaia sempre tramite insomma dei tecnici esperti, senza il fai da te. E cosa prevede la normativa in tema di controlli? Anche perché ci sono delle sanzioni, se non sbaglio, per chi non per chi non fa controllare la propria caldaia con una certa periodicità. Sì, oramai la manutenzione delle caldaie in ogni caso è annuale, ok? Poi le sanzioni cambiano in base a qual è la mancanza dell'utente, diciamo, quindi in base agli anni saltati, in base a qual è il problema. Comunque una caldaia oggi anche di nuova generazione non è perché è di nuova generazione allora possiamo saltare le manutenzioni, anzi è una caldaia sì molto efficiente ma che risente molto della mancanza di manutenzione, quindi continuiamo a seguirle annualmente, ripeto, se mi permettete, al di là di quella che è la normativa, in modo tale da tenere questi impianti efficienti e sicuri il più possibile. E vedo che la cosa sta comunque entrando nell'ottica da un po' di anni a questa parte. Ecco, controllo della caldaia, che significa ogni anno cosa viene controllato per la caldaia, e poi, se non sbaglio, ogni 2 anni dovrebbe esserci anche il controllo dei fumi, può essere? Come funziona? Allora, l'analisi di combustione viene effettuata ormai una volta all'anno insieme alla manutenzione, sì, in modo tale una volta che noi procediamo allo smontaggio del bruciatore e quant'altro dovremo poi fare l'analisi di combustione, per cui ormai i pacchetti manutentivi tendenzialmente comprendono l'analisi di combustione annuale, anche perché una caldaia a condensazione io so se funziona correttamente, per certo, se ha una combustione ottima, diciamo così, solo con quello che è l'analizzatore di combustione. Quindi si verifica perdite di acqua, eventuali perdite di gas, chiaramente, e lo stato di efficienza della caldaia generale, e se è necessario intervenire in qualche sostituzione di eventuale ricambio usurato per anticipare un eventuale problema che si può portare magari nell'invernata. Insomma, tentiamo di ridurre l'assistenza tecnica post manutenzione in modo da essere più tranquilli tutti quanti, e con questo si controlla che il termostato ambiente funzioni bene, se ne abbiamo uno efficiente, se ha degli scarti di temperatura, insomma ci sono diverse operazioni che poi ci portano ad avere l'impianto il più possibile efficiente. E sicuro anche. Il trevigiano è bravo in questo senso? Rispetta queste scadenze?
Devo dire di sì. Siamo abbastanza bravi, forse anche nella generalità dei colleghi che comunque conosco personalmente, siamo un po' tutti bravi a far capire qual è l'importanza di una manutenzione, per cui l'utente si fida di quello che gli diciamo, ecco. Quindi sì. Ecco, Binotto, visto che lei prima annuiva quando il collega Giordano diceva affidarsi a tecnici esperti, competenti e anche di fiducia, che conoscano un po' quella che è la storia dell'impianto che si va a controllare. Sicuramente sì, perché nell'arco degli anni si fa la storia dell'impianto e chi ci mette le mani ogni volta sa il perché possono accadere certe cose. Il personale abilitato, secondo me, penso che al giorno d'oggi sia la cosa minima, un requisito minimo, perché comunque sia sugli impianti del collega per quanto riguarda il gas e quant'altro, come sulla legna, personale abilitato, il fai da te, mi dispiace ma è passato. E questo comporta anche, come detto lui, nella manutenzione, sia sulla caldaia che quanto riguarda sia anche la combustione solida, è fondamentale. Ricordiamo che i vigili del fuoco denunciano circa, in periodo di dicembre-gennaio, 30 interventi al mese. Sono tanti. Ciò significa un intervento al giorno, una casa al giorno, una famiglia al giorno che rischia la vita o che rimane senza abitazione. Ma interventi di che tipo? Quindi per incendi causati Incendio dei canna fumaria data dalla scarsa manutenzione, la canna fumaria di riflesso incendia il tetto, se c'è una famiglia può esserci monossido di carbonio, cioè i pericoli sono tantissimi. Un impianto pulito è un impianto sicuro e la manutenzione è importante e fondamentale, come diceva giustamente il collega. La nostra normativa di riferimento fa riferimento ai 40 quintali o al massimo di 2 anni. Io dico lasciamo stare la normativa, mi riferisco al collega, facciamo la manutenzione ogni fine stagione perché è fondamentale, ne vale la salute della propria famiglia. Quindi rispetto a quello che diceva il suo collega, qui i trevigiani non sono tanto bravi, se abbiamo questi numeri dati dai vigili del fuoco. No, diciamo che abbiamo anche qualche trevigiano che passa anche 10-15 anni prima di una manutenzione. Il che, a parte a discapito suo personale, va a discapito di tutti, dell'ambiente, di tutto quanto. La manutenzione per chi fa uso del riscaldamento a combustibile solido, facciamola ogni anno. Io ho clienti che la fanno ogni anno, anche perché il generatore di calore rende molto di più, perché andiamo ogni millimetro di fuliggine che posso avere nell'impianto sono 3, 6, 9, 12, 15, 18% anche di resa in meno sulla linea che carico, su quello che mi rende la combustione. È fondamentale la manutenzione dell'impianto, è fondamentale che l'installazione dell'impianto venga realizzata da personale abilitato che rilascia dichiarazione di conformità ed è fondamentale che l'uso sia consono al generatore di calore che abbiamo in modo da immettere in atmosfera meno polveri sottili possibili. Simone Giordano, per quanto riguarda le caldaie a condensazione, sempre e comunque o ci sono delle alternative? Si sente spesso parlare quando si sostituisce la caldaia di questa tipologia? No, oggi diciamo non abbiamo più alternative a livello normativo, nel senso c'è ancora qualche eccezione per caldaie a camera aperta solo in determinati contesti, ma io dal momento in cui ho una caldaia di tipo tradizionale ma comunque a camera stagna, io devo andare su una caldaia a condensazione. Da un lato posso dire per fortuna, perché comunque il risparmio in termini energetici è importante e oggi come oggi sappiamo bene che un risparmio di questo tipo ci sta bene in tasca, ecco. Quindi dobbiamo andare solo e esclusivamente su caldaia a condensazione ormai, questo sì. Qualche altro consiglio per i nostri telespettatori per non vedere le bollette astronomiche da qui ai prossimi mesi invernali? Allora ribadiamo la questione dell'impianto manutentato periodicamente e correttamente, però diamo un occhio di riguardo anche ai sistemi di regolazione che ho in ambiente, quindi volgarmente il classico termostato, non siano termostati obsoleti, perché oggi come oggi non è più come una volta, io ho 1 o 2 gradi di scarto su un termostato,
ne vedrò le conseguenze sulla bolletta, per cui questo è un primo investimento da fare. E poi tenere sempre sotto controllo eventuali bandi provinciali piuttosto che detrazioni fiscali importanti per efficientare il nostro impianto, anche con la sostituzione di una caldaia e passare a uno step successivo. Questi sono i consigli più immediati che mi vengono in mente da dare. Il termostato va tenuto a che temperatura? Il termostato va tenuto a una temperatura possibilmente costante, ok? Quindi non facciamo fare sbalzi all'ambiente, quindi magari 15 gradi quando non ci sono, poi 20 quando ci sono, quindi teniamolo un range più vicino possibile, in modo tale che la caldaia, specialmente a condensazione, facciamo il gioco della condensazione, diciamo, lo teniamo abbastanza ravvicinato, non diamo degli scarti troppo importanti al termostato, quindi accendo e spengo continuamente il riscaldamento. Non è efficiente sotto l'aspetto bolletta, ecco. Immagino che il discorso della manutenzione per risparmiare valga anche per voi e naturalmente quella piccola attenzione che diceva lei di accendere dall'alto in basso. Sì. Insomma, questi sono i consigli che possiamo dare. Sì, comunque diciamo che anche con Confartigianato stiamo organizzando proprio degli incontri rivolti al cittadino. Il prossimo è il 6 di dicembre a Oderzo, dove i cittadini possono comunque diciamo, proporre tutti i loro quesiti, le loro domande. Siamo lì a disposizione. Abbiamo in collaborazione con i Vigili del Fuoco, con l'Ingegner Quinto, con l'AIEL, con Francescato, con la Confartigianato, ci sono io, c'è tanto personale tecnico del settore a servizio del cittadino. Perché? Per spiegare il perché della manutenzione, come deve essere fatta la combustione, come deve essere usato e, come diceva giustamente il collega, incentivi che siano regionali, provinciali o quel che siano, in modo da portare un parco, fra virgolette, macchine, okay, di ultima generazione in tutta la nostra provincia. E quindi è importante, insomma, l'appuntamento il 6? Il 6 di dicembre a Oderzo, poi se ce ne saranno altri immagino che saranno pubblicizzati, sì. In modo insomma che si possa capire come risparmiare sicuramente, ma anche come stare al sicuro, che sia una stufa, un caminetto o una caldaia, insomma è fondamentale affidarsi a dei tecnici per avere la garanzia che il proprio impianto funzioni nel modo ottimale. Grazie davvero per averci dato queste importanti informazioni che sono anche piccoli accorgimenti, piccoli dettagli, ma che possono davvero cambiare la situazione. Grazie a Di Binotto, Presidente Fumisti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, e grazie davvero a Simone Giordano, Presidente Manutentori Bruciatoristi di Confartigianato. Grazie davvero ad entrambi e buon lavoro, perché insomma sarà questo è il vostro periodo di grande lavoro. Grazie ad entrambi. Grazie a voi. Grazie mille, grazie. Grazie davvero per tutte queste importanti informazioni. E adesso torniamo. Ieri in fiera a Padova c'è stata la prima assemblea pubblica dopo la fusione per Confindustria Veneto Est, nata a gennaio proprio dalla fusione tra Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. 2500 gli imprenditori presenti al centro congressi in fiera, ha firmato un patto con la regione, con al centro la casa, ma poi c'è stato anche lo spazio all'inizio per ricordare Giulia Cecchettin. Si è aperta così, con un minuto di rumore per Giulia Cecchettin e l'impegno a ridurre il gender gap nelle aziende, la prima assemblea pubblica di Confindustria Veneto Est. 5.000 aziende associate, 270.000 collaboratori. L'associazione è la seconda territoriale del sistema Confindustria in Italia. Collaborare per agire in un mondo che cambia, il titolo dell'assemblea, che ha spiegato il presidente Leopoldo Destro, rappresenta un manifesto. Io penso che ognuno debba fare la propria parte per il suo, ma poi avere magari una visione comune, una visione per il bene di questo territorio, per rendere questo territorio sempre più competitivo e sempre più attrattivo. Andremo a firmare un accordo con la Regione che avrà diversi capitoli,
uno dei capitoli che riteniamo più interessanti, un po' più innovativi, è quello che riguarda l'housing sociale. Penso che sia uno strumento che vada incontro alle esigenze dei giovani studenti, dei giovani lavoratori e anche ovviamente degli immigrati. Se le sfide sono la demografia, il preoccupante calo di nascite, l'emergenza climatica, la transizione digitale, i punti da cui partire sono il capitale umano, il lavoro e l'emergenza casa, per cui Confindustria Veneto Est ha sottoscritto un innovativo protocollo con la Regione. Confindustria e Regione del Veneto stabiliscono dei punti sui quali lavorare assieme, uno dei quali è l'housing sociale, quindi tutto quello che è l'attività a corredo a sostegno dell'impresa, ma molto altro ancora. È la casa uno dei punti salienti di questo accordo, un problema enorme in questo momento? Beh sì, alla luce del fatto che mancano lavoratori, per avere i lavoratori bisogna farli venire da fuori e bisogna creare le condizioni affinché riescano a stabilirsi qui economicamente in maniera vantaggiosa o quantomeno sostenibile. Dall'altro però questo accordo prevede anche altre collaborazioni rispetto alle infrastrutture, all'attrattività. 2 ministri presenti, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, con un videomessaggio, Adolfo Urso, ministro delle Imprese del Made in Italy di rientro da Abu Dhabi. A loro sono arrivate le preoccupazioni di Confindustria Veneto Est per la manovra allo studio da parte del governo. Dal ministro Urso ampie rassicurazioni sull'arrivo di nuovi investimenti. Accanto a questi 5 miliardi della finanziaria noi abbiamo costruito un'altra finanziaria di quasi 12 miliardi e mezzo con i fondi della riprogrammazione del PNRR appena approvato dalla Commissione. 2 miliardi e 800 milioni di euro per le imprese agricole, per l'autoconsumo energetico, ma quasi 10 miliardi di euro per il nostro dicastero, che è quello che meglio spende i fondi del PNRR, di cui 5 miliardi saranno destinati a Transizione 5.0. Noi siamo in chiusura, vi leggo una notizia: il patriarca di Venezia Francesco Moraglia si è recato a Cassola, Vicenza, insieme al vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, il vescovo emerito Beniamino Pizzolle, il vescovo di Trieste Enrico Treviso, delegato per la commissione della pastorale della salute della Conferenza Episcopale Triveneta, per incontrare Stefano Geller, malato di distrofia muscolare, che ha recentemente ottenuto dall'ASL Veneta l'autorizzazione ad accedere al suicidio assistito. Questo incontro è stato preceduto nelle scorse settimane da uno scambio di comunicazioni a partire dalla nota della Conferenza Episcopale Triveneta Suicidio assistito o malati assistiti. Moraglia aveva perciò proposto di incontrare Geller insieme ad alcuni vescovi attraverso il vescovo emerito di Vicenza Pizziol. Vi racconteremo anche questo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Siamo in chiusura, meteo, pubblicità e poi il film Canary Row. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Temporaneo aumento della pressione atmosferica, bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 29 novembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dal sole, con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso un po' ovunque. Temperature minime in calo, saranno sotto zero praticamente ovunque, massime stazionarie tra i 5 e i 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà sereno, dal pomeriggio sera probabilmente un po' più umido, con più nubi e possibili foschie sulla bassa pianura. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato, aumento della nuvolosità poi dalla sera. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.